Ferro Team. Oggi ci troviamo qua a Jesolo per la 9ª edizione di Miss Venice Beach. Siamo qua all'interno da Zoccarato Parrucchieri e qui con noi abbiamo Federica Zanetti, la nostra Miss in carica. Ciao Federica, come ti senti oggi? Ciao Giada, sono un po' agitata a dire la verità per stasera, però da questa serata mi aspetto tante cose, tante emozioni e non vedo l'ora. Scusate, e io chi sarei? La vecchia di spade? Comunque preparati che è tardi, ciao! Ovviamente non possono mancare le Miss, quindi adesso sentiremo qualche parere nel ripartecipare o per partecipare la prima volta all'edizione di Miss Venice Beach. Qui con noi Pamela Grotto, ovviamente, lei è la prima volta che partecipa a Miss Venice Beach. Pamela, raccontami un po' la tua emozione, cosa ti senti? Allora, come prima volta, ovviamente, come ogni concorso, sono un po' agitata, nuove ragazze e speriamo, dai. E dopo Pamela abbiamo un'altra Miss. Ciao Alessia, e te invece come ti senti? Questa sera è la prima volta che partecipo al concorso e sono emozionata, ovviamente mi aspetto una serata nell'allegria, nella felicità e di affrontare nuove sfide e nuove esperienze. E qui con noi una delle mie colleghe vincitrici dell'anno scorso, Lisa Boscolo. Quest'oggi per te che emozione ti dà? Niente, sinceramente sono contenta di essere qui. Sono curiosa di vedere nuove ragazze e scoprire chi vincerà la prima tappa e quindi chi andrà in finale. Prima tappa, Jesolo, Piazza Milano, conduce Elisa Bagordo. Yeah! Non mi sento pubblico! Più forte l'applauso! Più forte! Più forte! Anche perché a 36 anni mettermi a ballare con loro ragazzi sono senza fiato. Devo recuperare un pochettino. Brave ragazze! Queste le nostre 15 concorrenti in gara per questa sera. Salutiamo anche Televenezia che ci segue. Che dite? Le facciamo iniziare? Le volete vedere sfilare, ballare, recitare? Volete sapere chi passa il turno? E allora ragazze, andate a prepararvi perché la sfida inizia adesso! Eccoci! Che dire, è un onore iniziare sempre qui da Jesolo. In primis voglio ringraziare voi, la comunità di Jesolo.
Jesolo, il primo cittadino, tutti gli assessori che insomma da 9 anni mi sostenete questa manifestazione. Mi piace, ho successo, sono orgogliosa di vedere sempre Piazza Milano così ricca di persone e di gente. Questo vuol dire che anche la città è viva e l'estate, diciamo, Jesolo per l'estate è una meta ambitissima, quindi bravi, perché da anni si ottiene sempre lo stesso risultato, ci si migliora, si cresce, e questo vuol dire un grande impegno da parte proprio della città di Jesolo. Un applauso per voi. Vi presento subito la giuria, capitanata con la cartellina rossa Valerio, il nostro primo cittadino Valerio Zoggia. Eccolo qui, se ci dovesse essere uno spareggio Valerio, tu sei l'ago della bilancia, Accompagnato dall'assessore al turismo Flavia Pastò, grazie di essere qui con noi. Il nostro media partner, il Gazzettino, Davide De Bortoli. Valerio, non so se te la ricordi o meno, ma questa giovane fanciulla ha vinto la tappa qui di Jesolo nel 2016. Hai troppe miss che ti girano attorno. Ho detto io, il nostro Valerio è un uomo, il nostro sindaco è un uomo troppo ricercato. Giorgia Zulianna, Miss Leonardo Gioielli 2016, nonché Miss Buggy, prima classificata qui a Jesolo alla piazza Milano nel 2016, e la nostra finalista. Grazie Giorgia, è un piacere averti, e che dire, le gioiellerie più importanti di tutto il Veneto, di tutto il mondo, di tutta l'Italia. Gioielli Leonardo, abbiamo qui il titolare Nevio della Malva. Allora, la giuria l'abbiamo conosciuta, salutiamo anche i nostri partner che grazie a loro riusciamo ad ottenere un risultato così davvero importante, quindi il media partner, il Gazzettino, Becky, Mima Studios Brand, Cappello Motors con Jeep, Starline Wellness and Beauty per Gianfra, Gioielli Leonardo, il Casino di Venezia Meeting and Dining, Reyer Venezia, campioni d'Italia, eccoli lì in fondo, un orgoglio anche questo per il secondo anno. Sabieta Luxury Boat, Abate Zanetti, Zoccarati Parrucchieri che hanno curato le hairstylist di tutte le ragazze di tutta la serata, i nostri partner del food con Coraia, i Buoni del Mare, Consorzio Sigillo Italiano con Unicarve, Latteria Soligo, la Lea e il nostro mascarpone principe di questa serata, il mercato ortofrutticolo di Chioggia con il radicchio IGP e tutti gli altri prodotti della terra, la birra artigianale di Caole, la P2O, ragazzi da provare perché non ne potete più fare a meno, e i nostri magazine, Food Pocket, Best Magazine, New Style e GD Ferro Team. Giurati, ci siamo, siete pronti a conoscere la nostra prima concorrente? Vi ricordo che dovete fare 3 votazioni, la prima da 1 a 10, non mettete i mezzi se no impazziamo. Prima votazione, il primo impatto. La seconda votazione invece riguarda proprio il portamento, e la terza invece, visto che la maggior parte di loro vuole fare la modella, l'abbiamo messa alla prova con la posa fotografica. Voti dall'1 al 10, iniziamo con la prima prova, quindi la presentazione, la numero 1.
salire la Miss. È un piacere presentare Miss Venice Beach 2018 Federica Zanetti. Siamo arrivati alla numero 10. Allora adesso prendiamo una boccata d'aria, ma prima però volevo presentarvi i fotografi della serata, perché sì, perché a Miss Venice non gareggiano soltanto le Miss, ma ormai da ben 7 edizioni abbiamo indetto un contest fotografico. In cosa consiste? In ogni tappa si iscrivono dei fotografi amatori o professionisti, scattano le foto della serata, scelgono uno scatto, quello che più rappresenta secondo loro la serata stessa, viene messo al voto e poi alla fine di tutte le serate lo scatto che ha ricevuto tra tutti i fotografi il più numero di like, insomma quello che ha avuto migliori riscontri positivi, diventerà il fotografo ufficiale dell'anno. L'anno scorso ha vinto una fotografa di Bogliano che ha realizzato poi anche tutta la cartellonistica, le locandine, le grafiche, le foto delle Miss con il calendario in essere 2019 ed è la nostra fotografa ufficiale, io la ringrazio per questa edizione, Alice Lunardi. I fotografi invece di questa sera sono qui alla mia destra Grazia Colcera di Stra, un applauso, e da Solesino in provincia di Treviso, qui di fronte in testa Paolo Stramare. Come siete messi a scatti? Quanti ne avete fatti? Abbastanza, avete ancora spazio perché la serata è ancora lunga, Adesso si passa alla seconda votazione giurati, quindi prima abbiamo visto le nostre concorrenti presentarsi, le abbiamo messe anche un po' alla prova e le abbiamo stuzzicate per capire il loro carattere e poi giustamente tante di loro vogliono fare le modelle, vogliono fare le showgirl, devono comunque saper stare sul palco, fare il portamento, sfilare, essere di presenza, e questo è il
voto che noi andremo adesso a controllare. Le vedremo sfilare con un'azienda che devo dire sono 3 anni che ci segue, si chiama Mima Studios ed è un brand 100% italiano. Questa sera lo stilista di Mima decide di presentare una collezione nuova, estiva, ispirata da un forte senso di leggerezza e di ironia, dalla voglia costante di crescere con una linea elegante ma al contempo comoda. che negli armadi di tutti noi penso ne abbiamo almeno una decina. Queste sono tutte fatte made in Italy, esclusive, con grafiche davvero particolari realizzate a mano, anche con tutti quei dettagli degli Swarovski, dei patchwork e via dicendo. Vi è piaciuto?
piaciuta la sfilata? Sì? Non è finita per voi giurati. Altra votazione dall'1 al 10, questa volta però con la posa fotografica. Come dicevo, pausa fotografica. Fotografi è il vostro momento. Allora adesso vedremo sfilare le nostre ragazze con gli accessori e i gioielli, quindi sfileranno con la collezione di borse Buggy, una collezione ispirata agli anni 90. I protagonisti della collezione nuova autunno-inverno 2019-2020 di Buggy sono shopping bag, sachet, crossbody o backpack, quindi insomma una collezione un po' retro. Ma aguzzate la vista, perché le nostre modelle indosseranno una bellissima collezione di gioielli. Dal 1989 il punto di riferimento dell'alta gioielleria e orologeria a Mestre. Questo è Gioielli Leonardo, l'esperienza e la professionalità sono per noi la business card, un'esclusiva per Leonardo Gioielli. E per Miss Venice Beach vi lascio alla votazione posa fotografica.
In questo momento però avete visto che durante la serata hanno sfilato delle ragazze, sono state presenti con noi le concorrenti in carica, perché insomma è importante che quando qualcuno fa un concorso lo faccia che poi abbia anche un suo riscontro, quindi alla fine della storia che si vince una fascia ma la si vinca per qualcosa. E le nostre ragazze in tutta questa annata, quindi l'anno dal 2018 al 2019, hanno lavorato con i loro partner e devo dire che insomma sono state anche davvero molto brave. Ve le voglio presentare una alla volta, a partire dalla Miss in carica, Miss Venice Beach 2018, Federica Zanetti. Così ci facciamo una bella foto di gruppo tutti assieme, perché l'orologio inizia a fare tic tac tic tac tic tac. Che vuol dire? Vuol dire che tra poco, ragazze, si finisce la pacchia. Il vostro titolo, la vostra fascia finisce. Morena, so che sei felice, vero? No, non è vero. Tu sei quella che ha lavorato più di tutte, hai girato tutte le fiere possibili e immaginabili con il tuo partner. Infatti volevo precisare questa cosa, che questo concorso offre molte opportunità lavorative. Io sono molto contenta di ciò e ringrazio Elisa Bagordo per avermi dato questa chance. Grazie Morena, dopo ti pago, ricordami che ti facciamo. Vediamo le altre se sono brave a
abbastanza, no, è vero, avete lavorato tutte, questo grazie. Poi non solo nella moda, perché comunque fare un concorso ti mette di fronte anche a tantissime scelte, tantissime opportunità dove bisogna essere preparati in tutti i casi, in tutti i campi, quindi non solo avere un bel fisico, un bel portamento, un bel faccino, ma bisogna anche saper gestire le situazioni imparando a parlare, a discutere, ad esprimersi per avere poi una carriera rosea nel futuro. La nostra Miss Social con Coraia, Alessia, com'è andata? Bene, le ragazze sono state brave e sì, ho già la mia preferita. Non dirlo però, perché adesso dobbiamo ancora sapere, ecco, tientela nel cuoricino. Hanno risposto i fans dallo social, ti hanno seguita? Sì, mi hanno seguita e ho avuto qualche risposta. Bene, mi fa piacere. Giada, tu ci fai, tieni, guarda, non vi voglio passare davanti perché siete davvero belle, quindi vi lascio il palcoscenico, ecco. Con G di Ferro Team, insomma, è anche per te una nuova avventura, certo. In questa veste di Miss Venice farai la referente tutte le interviste nei vari backstage, insomma, poi è un po' una prezzemolina la Giada, sempre in mezzo. Le facciamo fare un po' di tutto, esatto. Va bene? Ecco, beh, ringraziamo anche Mario che è sempre presente, anzi mi ha onorata del fatto che mi ha detto che Miss Venice Beach è uno dei concorsi più seguiti, se non il più seguito, quindi grazie followers di G di Ferro Team, grazie per seguirci così assiduamente. Lisa, te sei stata scelta da Nevio, sì. Hai fatto anche tu delle foto per lui, sì, adesso poi sarai testimonial anche nella tua tappa di sottomarina, perché comunque hai vinto lì. E com'è andata? Sei divertita? Sì, mi sono divertita, è stata una bella esperienza anche fare le foto e mi sono veramente divertita in questo percorso. Mi spiacerà tantissimo. Lo so, ragazzi. Anche... Allora, vi dico che a parte la Miss che ha vinto, tra 4 anni, se volete, potete ripartecipare. Quindi, tra 4 anni, se la Morena basta, ok? Tra 4 anni ti avrò... Ah, ok, perfetto, vabbè. E io che speravo, ma perché gliel'ho detto? Ma perché gliel'ho detto? Aurorina, la nostra Aurorina è la più timida, lei non parla mai, invece voglio farti salutare il pubblico questa sera. Buonasera a tutti, è sempre un'emozione salire su questo palco. Grazie, il tuo sponsor che sei sulle foto di Instagram, poi te ne sei partita per il mondo e quindi non abbiamo più potuto lavorare, Aurora, però dai, insomma, sei stata brava. Grazie. È stato divertente. Miss, mia cara Miss, la nostra punta di diamante, che ci racconti com'è andata la prima serata? Ti sei messa davvero in gioco? Che dovete sapere che questa signorina qui è una bella peperina, è abbastanza cocciuta e quando si mette in testa una cosa non la vuole fare, invece è bella, brava e anche talentuosa. Ha detto ma non so, non mi viene, non ci riesco. Invece sei soddisfatta della tua esibizione? Sì, sono soddisfatta e questo concorso è riuscito a tirar fuori la mia grinta e quindi anche alle ragazze un po' timide come me lo consiglio assolutamente. Bene, sono contenta, te l'ho tirata fuori così questa grinta, perché ognuna di voi è davvero un diamante allo stato grezzo. Bisogna comunque tirarlo fuori perché siete tutte bravissime, ognuna con una sua capacità, basta solo mettersi in gioco e crederci. Bene ragazze, state qui con me perché adesso anzi no, andiamo prima dietro le quinte perché andiamo a preparare i premi. Facciamo, va? Ok, perfetto. Vai Flavio, parti con la sigla. E questo mi riempie di orgoglio, quindi i primi
Rovigo, Lea, Mercato Ortofrutticolo di Chioggia, ICP, Radicchio, la Lea invece la DOP, birra artigianale di Caole Brussa B2O, i nostri magazine che ci seguono, V-Pocket, Best Magazine, U-Style e G di Ferro Team. Voglio ringraziare gli chef di questa serata, il mastro birraio Gianluca, la chef Anna Maria Pellegrino e dell'agricola Bernardi Giovanni Cavasin. Grazie anche a tutti gli altri che abbiamo sul palco. Andiamo a vedere chi premia la quinta classificata, Giulia Giusto, referente per Starline. Vieni sul palco Giulia, ci sono dei premi per tutte le ragazze. È arrivato il sindaco che lo voglio qui vicino a me. Vediamo se c'è, ecco Valerio, vieni, Flavia, saluti di casa, ben arrivato. Grazie Elisa, sul palco. buonasera a tutti. Prima la parte ufficiale, Sì. quindi E poi le mazziate. e dopo arriva l'estero. È doveroso da parte mia i saluti della città di Jesolo, oltre che i miei personali e tutte le persone che sono presenti, i nostri cittadini, ma soprattutto i nostri ospiti che scelgono la nostra bella città per le loro vacanze. Questo come sindaco. Poi come giurato complimenti alle ragazze, perché le ho viste e sentite sempre molto più spigliate del solito, quindi molto free, molto... Facciamo una bella selezione qua, ti stai impegnando. Mi sto impegnando, grazie. L'ultimo pensiero per te, però è un complimento, perché dopo aver sfilato qualche anno fa, adesso presentato le trasmissioni, quest'anno hai cantato, no, quest'anno hai ballato, e il prossimo anno vogliamo vederti anche cantare. Oddio! Questo proprio... Ultimo anno, poi io non sarò più sindaco per il fresco mandato, cucini tu però non i cuochi, troppo comodo. Cucino io, ok, troppo comodo portare i cuochi. Grazie a tutti, buona serata. Cucino io Valerio, ti sorprenderò. Ok, allora andiamo prima a Bevarasse in laguna qua e poi faccio una bella pasta così, va bene? Ecco. Allora Valerio, noi ci mettiamo di lato perché premiamo le Flavia ha fatto, parliamo dopo, ok. Allora, quinta classificata, vieni Giulia. Giulia, ci hanno iniziato a seguire l'anno scorso, i prodotti Giafra sono dei prodotti davvero notevoli, io li ho provati, una volta che li provi non li lasci più, e quest'anno insomma abbiamo voluto ampliare la presentazione di questo prodotto in tutte le piazze per farlo conoscere alle signore, perché c'è anche poi un'opportunità lavorativa importante dietro. Quindi allora Giafra è l'importatore unico, Starline Giafra importa i prodotti che sono prodotti americani nati in California nel 1956 a Westlake, e quindi sono prodotti straordinari perché sono prodotti a base di pappa reale, quindi si ha una grande cura della pelle, del corpo, ma soprattutto questa azienda dà grandi opportunità alle donne e offre un piano marketing, soprattutto Starline in Italia, molto accattivante, e vale la pena di venire a chiedere informazioni perché è a misura di donna. Tutto questo semplicemente anche da casa propria, ed è una cosa molto molto interessante. Vale la pena di provare il prodotto e soprattutto di entrare a far parte di questa grande azienda, perché è veramente una grande azienda. Bene, allora avviciniamoci di qua perché non voglio che le altre miss vedano il risultato, lo mostro al pubblico. Allora, la quinta classificata, quindi vince la fascia, Morena, Giulia, mettetevi qua voi, di Miss Starline per Giafra, vince i prodotti della Coraia, una cesta dell'orto mercato di Chioggia con tutti i prodotti della terra, hai capito? Gli insegno a cucinare io Valerio alle ragazze, ecco, poi mangeranno a casa tutti quanti perché una cesta così ce n'è. I prodotti di bellezza Giafra che abbiamo mangiato loro, una t-shirt Mima della nuova collezione con 99 punti, la numero Giulia? La quinta, Greta Vanina! Prendi gli omaggi, la cesta conviene che la prendi dopo perché è abbastanza pesante, vai
2019, i prodotti Coraia, la cesta dell'ortomercato di Chioggia, i prodotti di bellezza Giafra. Ciao a tutti, complimenti per la stampa perché ogni anno, insomma sono 3 anni che siete con noi, è sempre un successore, sono sempre belle, estive. Io non so come fai ad inventarne così tante. È un lavoro di gruppo, il titolare lo conosciamo, Marco è il personaggio e una formula riuscita. Bene, e io ne sono davvero molto sono contenta e soddisfatta. Allora vieni con me Elisa, vince la 4ª posizione la Miss con solo 2 punti di differenza, quindi con 101 punti. Miss Alessia Però. Complimenti Alessia. Saliamo sullo scalino più basso del podio, la 3ª posizione per Miss Coraia. Premia Flavia, vieni, ti facciamo premiare un altro brand molto importante, scusami, con Alessia Alberti, la Miss Coraia in carica. Flavia, che vogliamo dire? Beh, direi che ha già detto tutto il sindaco. Ha già detto tutto il sindaco, una serata riuscita, guarda, sono le 11:30, c'è ancora molta gente, quindi sono orgogliosissima. Assolutamente, noi siamo contenti che ci scegli ogni anno io sempre come palco e come posto di partenza. Sono di casa, la mia partenza, il mio portafortuna, il mio jolly, il mio asso alla manica, insomma, da Jesolo ci vengo da quando sono bambina, non posso fare altrimenti. Valerio non eri ancora sindaco, ma io ero già innamorata di Jesolo. Bene, con un punto di differenza passa il turno Asia Fregnano, Miss Coraia, anche lei vince i prodotti Coraia, la cesta dell'ortomercato di Chioggia, i prodotti di bellezza Giafra e la t-shirt di Mima della nuova collezione. Vai Asia! Saliamo sul secondo scalino del podio, la fascia di Miss Gioielli Leonardo. Premia Nevio, dov'è Nevio? Eccolo lì, accompagnato dalla sua Miss in carica Lisa Boscolo. Siamo, Nevio ci sale sul palco, siamo saliti 3 punti, quindi da 102 Nevio andiamo a 105. È stata una bellissima esperienza, devo dire che tu Nevio stupisci sempre con poi preziosi, quei gioielli, hai un occhio per la bellezza che guarda. Domando dove li trovi questi artisti? Diciamo che innanzitutto insomma, dire che mi complimento con tutte le ragazze perché solo per essere sul palco sono meritevoli veramente di stima, e diciamo che noi siamo molto legati con il sindaco. Mi fa piacere aver fatto parte della giuria questa sera, imbarazzo della scelta di Verdeno e complimenti a tutte. Vince la fascia di Miss Gioielli Leonardo, 105 punti. Lisa la numero 9. Complimenti per te, un prezioso offerto da Gioielli Leonardo, i prodotti Giafra e la cesta che ti porti a casa e via dicendo. Fatti questa passerella, goditi il tuo momento.
Sì dai, rullo di tamburi, tanto Miss. Che numero? Che numero? Che numero? Non vi sento. Ne siete sicuri? La numero 16. Io. No, scusate. La numero 10. Valentina. Grazie Valentina, prego, la corona. Ringrazio tutte le partecipanti, complimenti Valentina. Vi do appuntamento alla settimana prossima, il 12 luglio ci troviamo a Caorle, in piazza Matteotti. Ringrazio i fotografi della serata, in sfida per lo scatto migliore Paolo Stramari, Grazia, Colcera. Ringrazio tutti i nostri partner, il Comune di Jesolo, il Comitato di Piazza Milano, il Casentino, Becky, Mima, Campello Motors and Jeep, Starline, Giafra, Giuliani Leonardo, Casino Mythic and Dining, Reyer Venezia, Sabieta, Abate Zanetti, Zuccherati Parrucchieri, Coragli, Buoni del Mare, Consorzio Sicilio Italiano, Unicarbe, Latteria Soligo, Lea DOP, Mercato Ortofrutticolo di Chioggia, IGP Radicchio, Birra Artigianale di Caorle, V2O, Food Pocket, Best Magazine, U-Style e GD Ferre Team. Se vi va, seguiteci su tutti i social e votate la vostra Miss preferita sul nostro sito, perché può arrivare direttamente in finale vincendo la fascia di Miss Gazzettino. Un bacione, ciao Jesolo! Amici di GD Ferro Team, ben ritrovati e siamo proprio alla conclusione di Miss Venice Beach, la prima tappa del 2019. Qui con noi la nostra prima vincitrice. Presentati. Mi chiamo Valentina, ho 21 anni, sono originaria di Bassano del Grappa ma abito a Milano. Una domanda di specifico proprio, com'è stata questa esperienza di Miss Venice Beach? Bellissima, io è da 4 anni più o meno che vengo qua a Jesolo in questo periodo e vedo sempre il concorso e quest'anno ho detto vabbè dai, ci provo anch'io. E non ti è neanche andata male, come vedo, anzi, quindi giustamente lei sarà una delle prime 5 finaliste che staccano il biglietto per arrivare in finale a Venezia. Ci vediamo alla finale l'8 settembre al Casino di Venezia. Ciao amici!